Bentornati a tutti su Highway Italia, nuovo video della serie Real Time 4K. Oggi partiamo dalla tangenziale di Mestre, area di Venezia, autostrada A57, e percorreremo l'autostrada Serenissima A4 verso ovest in direzione Torino, nel tratto compreso tra Venezia e Verona. Destinazione finale del video di oggi: Verona. Oggi è sabato 23 luglio 2022, in questo momento sono le ore 13:57, la temperatura esterna è di 38 gradi centigradi. Siamo al chilometro 14 della A57 tangenziale di Mestre. La caratteristica riguardo la segnaletica molto particolare e peculiare di questa tangenziale è il divieto di utilizzare il clacson tra le ore 6 e le ore 22. Stiamo avvicinando all'uscita di Mestre via Milanese. Attenzione, il veicolo danese che ci precede ha azzardato un'uscita all'ultimo, salvo ripensarci. Proseguiamo la marcia lungo la A57 tangenziale di Mestre. Tangenziale di Mestre che era parte integrante dell'autostrada Serenissima A4 Torino-Trieste sino alla realizzazione del cosiddetto passante di Mestre, che permette appunto di bypassare la tangenziale a carattere autostradale, infatti è classificata proprio come autostrada A57, caratterizzata da 3 corsie per senso di marcia lungo la maggior parte del percorso. Uscita strada statale 11 per Venezia città, appena passata sulla destra. Parte del medesimo svincolo anche l'uscita per la strada statale 309 Romea per Ravenna. A questo punto avremo una curva a destra e di fatto il nostro orientamento andrà verso sud-ovest sino a raggiungere l'allacciamento con l'autostrada A4 e proseguire quindi in direzione Padova. Territorio comunale di Venezia, del quale fa parte anche Mestre. Stiamo percorrendo il 10° chilometro della A57 tangenziale di Mestre. Barriera di Venezia Ovest. Venezia Ovest, e proseguiamo entrando nel chilometro numero 8, rimanendo nella tangenziale di Mestre. Mancano 21 km per Padova,
259 per raggiungere Milano. La nostra destinazione finale, Verona, in particolare Verona Sud, tra 103 km. In avvicinamento uscita Mira-Oriago. Uscita Mira-Oriago, che era un'uscita dell'autostrada A4, adesso è un'uscita a carattere extraurbano della tangenziale di Mestre. Mira-Oriago sulla destra, siamo nel territorio comunale di Mira. In questo momento stiamo ancora percorrendo la A57, ma il tratto tra l'uscita per Venezia Centro e Padova, quindi tratto di A4 tra Padova e l'allacciamento con la A57 e il tratto di A57 tra l'allacciamento e l'uscita per Venezia Centro, una volta interamente autostrada A4. È uno dei primi tratti autostradali realizzati in Italia, infatti il tratto Padova-Venezia, sviluppo totalmente rettilineo, è stata uno dei primi tratti autostradali a essere realizzati, insieme alla Milano-Laghi, al tratto Torino-Milano della A4, all'autostrada Firenze-Mare, all'autostrada Serravalle-Genova. Queste le prime autostrade italiane, prime autostrade della rete. Arriviamo al chilometro 5, in realtà entriamo nel chilometro 4, tangenziale di Mestre, tanto segnaletica di obbligo di dotazioni invernali sulla A4 tra Padova Est e Venezia Est, dotazioni invernali che appartengono a un contesto molto lontano rispetto ai 38 gradi di oggi. In avvicinamento, ultima uscita sulla A57, Milano-Dolo. Prossima uscita dopo l'allacciamento, Padova Est. Dolo, Pianiga e la Riviera del Brenta raggiungibili dall'uscita Milano-Dolo. Viadotto sul canale Taglio, siamo negli ultimi 3 km della A57. Avvicinando all'allacciamento con l'autostrada A4, sulla destra ci sarà la possibilità di svincolare per poter proseguire in direzione Trieste, entrando di fatto nel passante di Mestre, mentre proseguendo dritti la carreggiata andrà a immettersi nell'autostrada A4 in direzione Torino. Abbiamo lo svincolo in direzione Trieste sulla destra e davanti a noi il restringimento della carreggiata a 2 corsie, la quale attraverso un cavalcavia si porterà sulla destra rispetto all'autostrada A4 e lì si immetterà.
Ultimo chilometro, autostrada A57 tangenziale di Mestre. Territorio comunale di Pianiga in questo momento. Tratta di competenza A57, entriamo quindi di fatto nell'autostrada A4 Torino-Trieste, direzione Torino. Stiamo percorrendo il chilometro 374, mancano 12 km a Padova, 250 a Milano, 10 km all'allacciamento con l'autostrada A13 Bologna-Padova e 36 km all'allacciamento con l'autostrada A31 della Valdastico. In avvicinamento, area di servizio Arino Ovest. Territorio comunale di Dolo. In questo momento sono le ore 14:08, sabato 23 luglio 2022. Temperatura esterna è sempre di 38 gradi centigradi. Nel chilometro 370, mancano 7 km alla prossima uscita Padova Est. Subito prima dell'uscita Padova Est ci sarà l'allacciamento con l'autostrada A13 Padova-Bologna. In questo momento in corrispondenza del confine provinciale, lasciamo la città metropolitana di Venezia e entriamo nella provincia di Padova, comune di Vigonza. Attraversamento sul fiume Tergola. Prossima area di servizio Limenella, tra 13 km.
sul Rio Fiumicello. Ha aumentato repentinamente la velocità, rinuncio al sorpasso per il momento. Siamo in avvicinamento all'allacciamento con l'autostrada A13 Padova-Bologna, mediante la quale è possibile raggiungere le città di Rovigo e Ferrara. E proseguire poi sull'autostrada Adriatica o l'autostrada del Sole una volta terminata, corrispondenza di Bologna. Tanto subito dopo l'allacciamento, uscita Padova Est, corrispondenza di Padova Est aveva appunto origine l'autostrada Padova-Venezia, citata in precedenza. Finisce il tratto di competenza CAV, concessioni autostradali venete, e inizia il tratto di competenza autostrada Brescia-Verona, Vicenza-Padova, società che gestisce anche l'autostrada A31 della Val d'Asti. Mancano 237 km a Milano, 26 all'allacciamento con la A31 della Val d'Asti. Prossima area di servizio Limenella Ovest, tra circa 6,5 km. Stiamo percorrendo in questo momento il chilometro 360. Ciò vuol dire che mancano 360 km alla fine dell'autostrada, corrispondenza di Viale Giulio Cesare nella città di Torino. Ovviamente per chi è diretto verso Torino arrivando da Venezia risulta quasi sempre una scelta migliore non percorrere nel suo intero percorso l'autostrada A4, ma corrispondenza di Brescia Centro, percorrere invece l'autostrada A21 Brescia Piacenza Torino, la quale permette di bypassare tratto urbano di Milano, caratterizzato sempre da rallentamenti, code, traffico intenso.
avvicinamento uscita Padova Ovest, mentre entriamo nel chilometro 357. Limena, Cittadella, Bassano del Grappa, Selvazzano Dentro, Asolo, le Terme Ugane e Abano Terme, tra le località raggiungibili dall'uscita Padova Ovest. Uscita Padova Ovest sulla destra. In avvicinamento area di servizio Limenella, area di servizio a ponte, abbastanza caratteristica, alla quale mi sono fermato numerose volte. Intanto mancano 231 km a Milano e 20 km all'allacciamento con l'autostrada A31 della Valdastico. Giudicare l'instabilità laterale del veicolo che precede era sicuramente al telefono cellulare. Area di servizio Limenella Ovest sulla destra. Quello che mi precede ha deciso di accelerare tutto d'un colpo, quindi ci riportiamo sulla destra. Ricordo che io tendenzialmente viaggio sempre con il cruise control, cercando di tenere una velocità quanto più costante. Viaggio a 105 km/h, velocità discretamente bassa quest'oggi. Prossima uscita Grisignano tra 10 km. Comunale di Villafranca Padovana, mentre sono le ore 14:21, sabato 23 luglio 2022. La temperatura esterna è salita a 39 gradi centigradi. In questo momento è il chilometro 350. Oggi si nota chiaramente che siamo durante un fine settimana, giornata di sabato, quanto non vi sono mezzi pesanti a circolare. Infatti questa autostrada ha un aspetto totalmente diverso rispetto ai giorni feriali, durante i quali è caratterizzata da un'enorme densità di mezzi pesanti che occupano quasi totalmente le due corsie, la corsia di destra e la corsia centrale.
poco più di 12 km all'allacciamento con l'autostrada A31 della Val d'Astico. Percorrendo il chilometro 347, mancano poco più di 3 chilometri alla prossima uscita Grisignano. Messaggio variabile invita a non gettare rifiuti in autostrada. Mi stupisco del fatto che sia necessario ricordare una cosa così banale. Entriamo in questo momento nel territorio comunale di Grisignano di Zocco e lasciamo anche la provincia di Padova per entrare nella provincia di Vicenza. Uscita Grisignano sulla destra, mentre percorriamo il chilometro 343 autostrada Serenissima A4 direzione Torino. Mancano 63 km alla nostra destinazione finale, Verona Sud. Poco più di 6 km all'allacciamento con l'autostrada A31 della Val d'Astico. Mi mancano 218 km a raggiungere Milano. Uscita dopo l'allacciamento con la A31 Vicenza Est tra poco più di 6 km.
momento all'allacciamento con l'autostrada A31 della Val d'Astico, quale permette di raggiungere verso nord le località di Schio, Tiene e Piovene Rocchette, in attesa del futuro prolungamento sino a Rovereto ad allacciare l'autostrada A22, e Badia Polesine verso sud, riallacciandosi alla strada statale Transpolesana 334 Verona Rovigo. A31 Val d'Astico sulla destra. Subito dopo, in avvicinamento, uscita Vicenza Est. In questo momento nel territorio comunale di Torri di Quartesolo. Sulla destra immissione per chi proviene dalla A31. Complanare, carreggiata complanare sulla destra, la tangenziale di Vicenza, uscita Vicenza Est sulla destra, prossima area di servizio Villa Morosini tra meno di 10 km. Territorio comunale di Vicenza, transitiamo adesso nel tratto vicentino dell'autostrada A4. Mancano 209 km a Milano, 58 all'allacciamento con l'autostrada A22 del Brennero. Prossima uscita Vicenza Ovest tra meno di 7 km. In questo momento le ore 14:32, sabato 23 luglio 2022, temperatura esterna 39 gradi centigradi. Stiamo per arrivare alle gallerie di Vicenza, punto di riferimento per chi transita abitualmente in questo tratto della A4, in quanto sui 522 km di lunghezza della A4 le gallerie sono di fatto rarissime. Entriamo in questo momento nel chilometro 330. Galleria Madonna dei Berici, 508 metri. Galleria Sant'Agostino, 200
295 metri. Avvicinamento uscita Vicenza Ovest. La fiera, la zona dei Monti Berici, zona industriale Ovest, Arcugnano, tra le località raggiungibili mediante l'uscita Vicenza Ovest. Uscita Vicenza Ovest in questo momento sulla destra. Ed entriamo nel chilometro 326, prossima uscita Montecchio tra 6 chilometri. Area di servizio Villa Morosini Ovest, mentre mancano 201 km a Milano e 50 all'allacciamento con l'autostrada A22 del Brennero. Comunale di Altavilla Vicentina. Transitiamo nel chilometro 324, pannello a messaggio variabile ci avvisa di un cantiere al chilometro 320. Prossima uscita Montecchio Maggiore, il cui casello sarà di fatto spostato leggermente più a ovest in corrispondenza del nuovo allacciamento con la superstrada pedemontana veneta, che dovrebbe aprire entro il 2024. Montecchio. Entrati in questo momento nel territorio comunale di Montecchio Maggiore. Brendola, Altavilla Vicentina, Valdagno, Arzignano, Chiampo e Recoaro Terme tra le località raggiungibili dall'uscita Montecchio. Ci stiamo avvicinando a un'area di cantiere con corsie a larghezza ridotta
uscita Montecchio sulla destra, prossima uscita Montebello Vicentino tra circa 9 km. Ci avviciniamo all'area di cantiere, abbiamo un flesso a destra di tutte e tre le corsie. E transitiamo in questo momento tratto in cui sorgerà il futuro allacciamento con la superstrada pedemontana veneta. Mancano 194 km a Milano, 43 all'allacciamento con l'autostrada del Brennero, mediante la quale si può raggiungere il Brennero tra 271 km. Quasi al termine di quest'area di cantiere, abbiamo la segnaletica col flesso di rientro a sinistra. E intanto alle ore 14:42 di questo sabato 23 luglio 2022 raggiungiamo i 40 gradi centigradi. Siamo già nel territorio comunale della prossima uscita, Montebello Vicentino. Transitiamo nel chilometro 315. più di 2 km all'uscita Montebello.
Lonigo, Noventa Vicentina, Gambellara e la Val Chiampo, raggiungibili dall'uscita Montebello Vicentino, ultima uscita nel territorio della provincia di Vicenza, mentre transitiamo nel chilometro 312. Tra 1,5 chilometri, area di parcheggio San Lorenzo Ovest. Mancano 186 km a Milano e 35 all'allacciamento con l'autostrada A22 del Brennero. Prossima uscita Soave San Bonifacio tra 8 km. Area di parcheggio San Lorenzo Ovest sulla destra, mentre entriamo nel chilometro 309 e nel territorio comunale di San Bonifacio, quindi di fatto lasciamo la provincia di Vicenza per entrare nell'ultima provincia in cui transitiamo nel video di oggi, nella provincia di Verona. Mancano 29 km all'uscita Verona Sud. Viadotto sul torrente Chiampo. Prossima area di servizio Scaligera Ovest tra poco più di 6 km. Soave San Bonifacio 4 km. Attraversamento torrente Aldegan. Arriviamo in questo momento al chilometro 305, 305 km per raggiungere la città di Torino. A messaggio variabile che ci preavvisa di un cantiere con corsie ridotte al chilometro 293, quindi tra circa 12 km. In avvicinamento uscita Soave San Bonifacio, prima uscita nel territorio della provincia di Verona. San
San Bonifacio, che è il maggior centro della parte orientale della provincia di Verona. Veneta, Monteforte d'Alpone, il Castello di Soave, Val di Lasi, Caldiero Terme e Bolca, tra le località raggiungibili dall'uscita Soave San Bonifacio. Attraversamento sul torrente Tramigna, uscita Soave San Bonifacio. Sulla destra, prossima uscita Verona Est, tra meno di 13 km. Avvicinamento area di servizio Scaligera Ovest. Mancano 177 km a Milano, 26 all'allacciamento con la A22, 112 a raggiungere Modena e oltre 250 per raggiungere il Brennero. Area di servizio Scaligera Ovest sulla destra. Transitando in questo momento nel chilometro 300, autostrada Serenissima A4 Torino-Trieste, direzione Torino. Viaggio iniziato sulla tangenziale di Mestre che finirà tra 20 km, in corrispondenza dell'uscita Verona Sud. Poco meno di 9 km alla prossima uscita Verona Est. Territorio comunale attraversato in questo momento Colognola ai Colli. Area di servizio Montebaldo Ovest tra 23 km, la quale non giungeremo in questo video. Ricordo che l'autostrada A4 è pubblicata per intero nei vari tratti, in vari video sul canale, in particolare il tratto Torino-Milano e Milano-Torino, il tratto Venezia-Trieste e Trieste-Venezia, tratto Verona-Venezia, tratto Milano-Verona, tratto Venezia-Milano, poi singolarmente i tratti Milano-Bergamo, Bergamo-Milano, Bergamo-Brescia, Brescia-Verona.
passante di Mestre in direzione Trieste. Stiamo avvicinando all'uscita di Verona Est, tra poco inizierà il tratto veronese, l'autostrada A4, tratto veronese intendo non il tratto della provincia di Verona, in quanto siamo già nella provincia di Verona, ma il tratto tra le uscite del contesto urbano di Verona, ovvero Verona Est, Verona Sud e l'allacciamento con l'autostrada A22 del Brennero, che permette poi di uscire a Verona Nord. Attraversamento sul torrente Illasi, totalmente a secco. Attraversamento sul torrente Mezzane, che non è pervenuto proprio. Tanto pannello a messaggio variabile ci preavvisa di un flesso con larghezza ridotta delle corsie. Stiamo attraversando il territorio comunale di Lavagno e ci stiamo avvicinando a un'area di cantiere caratterizzata da un flesso a sinistra di tutte e tre le corsie. Di cantiere con linea continua che raramente viene rispettata dalla maggior parte degli automobilisti, mentre siamo entrati da qualche centinaio di metri nel territorio comunale di San Martino Buonalbergo. Flesso a destra, termina quest'area di cantiere in avvicinamento uscita Verona Est, ultima uscita che passeremo nel video di oggi. Entriamo nel chilometro 290, Bosco Chiesa Nuova, San Martino Buonalbergo, Zevio, Caldiero Terme, la Vallata di Mezzane, la tangenziale est e la tangenziale sud di Verona raggiungibili dall'uscita Verona Est in questo momento sulla destra. Tanto si sono fatte le ore 14:58, sempre sabato 23 luglio 2022, temperatura esterna 39 gradi centigradi. Prossima uscita Verona Sud, destinazione finale del nostro viaggio. Mancano poco più di 13 km all'allacciamento con l'autostrada A22 del Brennero, 99 per Modena, 107 per Trento, 241 per raggiungere il Brennero. 162 invece sono i chilometri per raggiungere Milano e 288 per raggiungere Torino. Mancano circa 7 km e mezzo all'uscita finale Verona Sud.
rientrati nel territorio comunale della città di Verona. Quindi Verona Sud, sull'autostrada A4, è l'ultima uscita per il contesto urbano di Verona, ma proseguendo è possibile raggiungere anche l'uscita di Verona Nord mediante l'autostrada A22 del Brennero. Entriamo in questo momento nel chilometro 285, mancano meno di 10 km all'allacciamento con l'autostrada A22 e circa 5 km a raggiungere Verona Sud. Intanto viadotto sul fiume Adige. Vedete in complanare rispetto alla nostra carreggiata la tangenziale sud di Verona, sempre gestita da autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova. Siamo adesso nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto. Mentre mancano circa 3,5 km a raggiungere Verona Sud. Entrati nel comune di Verona, mentre transitiamo nel chilometro 282 in complanare sulla destra la tangenziale sud di Verona. Uscita Verona Sud. Valpolicella, il centro, la fiera, la zona agricola industriale, oltre che le statali per Trento, Modena, Legnago, Rovigo, Bovolone e Cerea, raggiungibili dalla principale uscita del capoluogo veronese, Verona Sud, in questo momento sulla destra. Quindi siamo arrivati alla conclusione del viaggio di oggi. Se vi va, mettete un like sotto questo video, iscrivetevi al canale per avere sempre nuovi video sulle strade italiane con Highway Italia. Ringrazio come sempre tutti voi per la visione e per la compagnia. E mentre transitiamo sotto casello di Verona Sud, vi ricordo come sempre: drive safe.